onda Lega e dintorni, vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio, con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori. Siamo sempre qua, Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Ciao Stefania, com'è andata domenica? Benissimo. Benissimo, anche dopo la sconfitta del derby. Faccio finta di niente. Occhio. E in settimana sei andato a figgere tutti i cartelloni. Sì, abbiamo fatto una bella serata con Mattia, ciao Mattia, con Aldo e Bruno, e quindi insomma siamo contenti. I cartelloni tra l'altro sono ancora, i manifesti sono ancora perfetti. Anche noi messi su, siamo andati sabato, i soliti 5, saluto Claudio, poi chi c'era con me, la Mariangela, Rauzzi, e c'era il nostro giovincello siamo stati primi, Giovanni. Primi su 3 comuni e siamo felici. No, noi c'erano altri 2 che purtroppo lì fanno sempre la gara. Uno era 5 Stelle e l'altro era PD. Vabbè, però noi li abbiamo messi. Cambiamo argomento, che forse è meglio. Ma sì, cambiamo argomento, perché mi sembra che questa puntata ritorniamo un attimo indietro nel passato di 3 giorni, ma poi spiegherai tutto. No, però ricordiamoci che la festa della donna è tutti i giorni. Ma mi sembra chiaro, è una puntata studiata a tavolino tra me e te. Innanzitutto saluto Natalia, ti saluto e do semplicemente i numeri di telefono e WhatsApp per poter entrare in diretta con noi. Il numero di telefono è 0292947222. Per quanto riguarda il WhatsApp 340 670 96 59. Promosso Natalia? Promosso, mi ha detto va bene, insomma dovrò studiare un pochettino come sempre. Ti lascio a te la presentazione del personaggione che abbiamo qua con noi oggi. Sì. Allora, Carolina Pellegrini ha un curriculum importantissimo, tanto che potrebbe mettere in soggezione se non fosse una donna così straordinaria. Diciamo che è una politica di razza, arriva da Rho. Il curriculum, ripeto, è importante perché è stata assessore alle politiche sociali e pari opportunità del comune di Rho, assessore per Regione Lombardia alla famiglia nel 2012, membro del CDA dell'Istituto Nazionale dei Tumori, giusto? Sono stata, Sei stata, e Fondazione Asilo Mariuccia. Sì. Consulente e relatore in convegni su temi di inclusione e parità, docente all'Università Cattolica, e responsabile della progetto. Basta, fermiamoci e lasciamolo parlare. Troppe cose, però posso citare una frase che a me è piaciuta tantissimo, che di fronte a certe situazioni non si può né fingere né giocare, bisogna tirarsi su le maniche e lavorare. Allora, Carolina proviene da una famiglia importante dove, come si può dire? Nonno. No, però volevo dire un'altra cosa, che le sono stati trasmessi grandi valori da parte di suo nonno, che hanno guidato la sua azione all'interno proprio del mondo politico. Quindi attraverso i suoi impegni istituzionali diciamo che ha messo a disposizione delle altre persone, soprattutto dei più fragili e delle persone che stanno ai margini, il suo senso di servizio, che penso che sia la parola che la caratterizza molto, il servizio a favore degli altri, a favore delle donne in questo caso. Io con lei oggi volevo parlare di un tema importante, che è la denatalità, perché è un tema che colpisce tanti altri temi, cioè tutto parte da lì. Tutto parte dal lavoro della donna, la donna a servizio dei figli, e quindi io vorrei lasciare la parola a Carolina per poi eventualmente intervenire. A te tutto il microfono, grazie. Vai tranquilla. Ok, innanzitutto grazie davvero per l'invito e grazie davvero per la presentazione eccessiva, nel senso che io effettivamente sì, ho fatto diverse cose, faccio diverse cose,
però soprattutto mi piace anche, come dire, ritrovarmi tra persone con le quali discutere, confrontarmi sui temi che ritengo rilevanti. Io mi sono occupata e mi occupo da tanti anni dell'inclusione della donna nel mercato del lavoro, quindi mi occupo di servizi, mi occupo di welfare, che è sempre stato il mio pallino, da donna di centrodestra, da donna vicina agli amici con la Lega, ho sempre insistito dell'importanza che proprio a livello politico dovesse essere data a determinate tematiche, che poi sono, come dire, non solo rilevanti, ma rilevantissime. Stefania ha toccato uno dei temi più, come dire, spinosi, più complessi di questi anni. Purtroppo noi siamo di fronte a un cambiamento epocale della cittadinanza, cioè siamo di fronte a un ribaltamento importante e non possiamo far finta che questo non stia avvenendo. I dati sulla natalità negli ultimi 2 anni sono purtroppo, come dire, incresciosi, drammatici. L'Italia purtroppo è uno dei paesi più vecchi del mondo, cioè dove la natalità sta vivendo la sua fase più cruda. Nel 2024 abbiamo avuto un picco di denatalità che purtroppo non ha avuto un rialzo né nel 2025 e neanche in questi primi mesi del 2026. Andiamo in prospettiva verso delle comunità anziane, ma per motivi oggettivi, cioè di fatto la gente vive di più perché ovviamente la medicina fa passi importanti, quindi l'aspettativa di vita si è allungata tantissimo, e a fronte però di questa società che invecchia e i vecchi rimangono, gli anziani rimangono pur con tutte le politiche dell'invecchiamento attivo, eccetera, eccetera, di bambini non ne nascono. Su questo tema si potrebbe aprire un confronto che durerebbe, credo, ore, ma credo che le questioni rilevanti di questo motivo, di questi motivi di denatalità sono innanzitutto, la società invecchia. Motivi legati sicuramente alla situazione socio-assistenziale del paese, certo. e i servizi, e poi perché ci sono ancora purtroppo criticità nel mantenimento del lavoro femminile. Purtroppo i ragazzi oggi hanno anche, questo va detto in maniera molto chiara, altre prospettive. Il primo figlio lo fanno molto più tardi, ma i dati ce lo dicono, ma anche le indagini sociologiche ce lo dicono, purtroppo hanno paura a fare i figli, perché c'è uno stato, diciamo così, lavorativo professionale molto più flessibile e molto più fragile rispetto a tanti anni fa, e soprattutto molto spesso i servizi sono, ahimè, ancora troppo, troppo poco numerosi, ma soprattutto quelli che ci sono a volte hanno purtroppo dei costi che questi giovani, che non hanno ancora magari una stabilità lavorativa e familiare, hanno paura ad affrontare. Quindi ci sono tutta una serie di questioni aperte sulle quali la politica deve ed è obbligata a ragionare, non mettendo in campo, pur in maniera assolutamente, positiva, pur in maniera assolutamente ottimistica, dei buoni oppure delle situazioni o degli strumenti temporanei, ma bisogna agire in modo sistemico, cioè devono essere messe in campo delle politiche sistemiche che si sostengano, bisogna fare un investimento. Cioè io mi rendo conto che sono sempre questioni economiche che poi determinano le scelte, ma questo è un tema strategico.
perché se gli italiani non fanno più figli o ne fanno troppo pochi, ci saranno poi problemi nel futuro legati alle pensioni, legati alla sostenibilità dei servizi e la capacità delle famiglie di anche prendersi carico degli anziani. Sì. Quindi è un tema che tocca veramente in modo trasversale tutte le politiche del paese e bisogna metterci la testa in modo convinto, non emergenziale, convinto e sistemico. E tieni presente anche per 2 giovani coppie che si sposano, innanzitutto trovare una casa è già un difficile, poi secondariamente devi sperare che il papà o la mamma abbiano, delle 2 coppie, qualche soldino perché se Per devono aiutarli in una acquistare, fase ma no, se devi iniziale. andare in banca a chiedere un mutuo deve mettere la firma il Certo, papà o la mamma, certo, viceversa. certo. E poi ritorniamo al solito discorso, anche 2 persone che lavorano, perché io sento il figlio che dice: "Ah, guarda, questo qua prende 1.200 €, l'altra, la moglie, è intorno ai 1.000 €". Ma dove vai con No, ma 2.200 il avere un problema figlio? secondo me è ancora più grave. Allora, i dati poi, ribadisco, il discorso è molto lungo e complesso, però purtroppo ancora oggi nei luoghi di lavoro la donna ha delle difficoltà oggettive nel momento in cui decide di diventare mamma, perché non è che noi abbiamo cancellato tutto il fenomeno discriminatorio nei luoghi di lavoro, perché noi non abbiamo ancora cancellato e non abbiamo ancora, come dire, cambiato il paradigma culturale per cui una donna può essere contemporaneamente madre e lavoratrice, ma le devi mettere a disposizione tutta una rete e soprattutto l'azienda deve avere la capacità di tenersela dentro, anche perché molte volte molte donne dopo il primo figlio, ma soprattutto nel momento in cui vanno al secondo figlio, al terzo figlio sono fuori. Allora il tema è cruciale, cioè il lavoro femminile. Guardate, io non ne ho mai fatto una questione di diritto. Ci sono anche quelli, i diritti, ci sono anche quelli, ci mancherebbe altro, ma io ne ho fatto proprio una questione economica. Il lavoro delle donne alza il PIL del paese, cioè Eh, dal punto di vista economico più le donne lavorano, poi dopodiché se una donna vuole fare solo la mamma, viva Dio, ma deve essere una libera scelta. certamente. E deve essere una libera scelta, se lei vuol fare la mamma, fa solo la mamma. Se vuole però fare o peggio, se ha bisogno di fare anche la lavoratrice, il sistema paese glielo deve permettere, perché altrimenti il problema esplode in tutta la sua gravità. E quindi ancora oggi, se noi andiamo a leggere i dati, la relazione annuale che l'Ispettorato del Lavoro fa sulla convalida delle dimissioni, perché voi dal lavoro, perché voi sapete che le dimissioni vanno convalidate, cioè se tu te ne vai dal tuo posto di lavoro devi andare all'Ispettorato del Lavoro e convalidarle, cioè spiegare il motivo per cui tu te ne vai, va bene? Perfetto, perché le dimissioni in bianco, se Dio vuole, in questo paese non ci sono più. Quindi se noi andiamo a leggere quei dati lì, cioè le relazioni, noi ci rendiamo conto che ancora oggi, al netto che anche molti papà si stanno dimettendo per fare i papà, e qui apriremo un Sì, altro possiamo discorso, aprire un altro ma se discorso alla andiamo a grande. leggere le motivazioni che queste mamme danno, i 2 motivi fondamentali che loro, come dire, raccontano all'Ispettorato del Lavoro è: primo, non possibilità di conciliare i tempi di vita e i tempi di lavoro, se volete un giorno facciamo una trasmissione sulla conciliazione. Secondo motivo, la mancanza dei servizi. Tenendo presente anche che molte giovani famiglie, giovanissime famiglie, non hanno magari accanto neanche la rete familiare, anche perché oggi purtroppo con l'età pensionistica che è andata sempre più avanti, magari i nonni lavorano ancora, quindi non possono, come dire, aiutarli. Quindi guardate, è il gatto che si morde la coda, cioè un problema che si raggomitola, no, e fa un bel come si dice, un bel macignetto, e bisogna dipanarli però questi gomitoli, bisogna dipanarli, perché altrimenti questi problemi rimarranno dei problemi strutturali del paese.
E il rischio è questo. Carolina, ti dico anche un'altra cosa. C'è una ragazza che esce fuori da scuola. Innanzitutto va nel mondo del lavoro e vogliono persone che abbiano esperienza. Poi quando scoprono che la ragazza che si presenta, lo vedono a 26-27 anni, incominciano a pensare: ma se questa mi rimane incinta? Ma se questa... Guarda, qui si apre un mondo. Io potrei parlare 10 ore e non voglio parlare 10 ore perché non abbiamo lo spazio. Però il tema è che, allora, innanzitutto questo è un paese che ha delle buone leggi. Certo. Che molti non conoscono neanche, ok? Poi che se si applichi o non si applichi, vabbè, questo apriremo un altro film. Comunque questo è un paese che nel 2006 si è dotato di un decreto legislativo, che è il 198, che è il codice delle pari opportunità. Questo decreto legislativo vieta ogni tipo di discriminazione, ok? E sul tema del lavoro e della formazione ci dedica articoli. Quindi teoricamente, ok, dal colloquio di lavoro, quindi in entrata, in permanenza e in uscita, sono vietate da una norma del 2006, poi rivedute e corrette nel 2005, nel 2017 ci sono stati diversi. Comunque la norma è quella. Praticamente tu non puoi discriminare. Questo tema qua, cioè banalmente il colloquio di lavoro, l'annuncio di un lavoro possono contenere dentro, no, aspetti discriminatori. Sì. Quanti anni hai? Hai intenzione di fare figli? Sei sposata? Cosa vuoi fare? Ecco, queste sono domande che in un colloquio di lavoro non possono essere fatte per legge, va bene? Però se ne parla oggi molto di meno, va detto in maniera chiara, perché va detto che davvero negli ultimi 15 anni si è fatto un percorso importante, ribadisco, non da femminista da prima linea, ma da donna attenta alle condizioni delle famiglie italiane e delle persone in generale. Io con questo ci ho sempre fatti i conti. Va bene? Non da sbandieratrice di chissà che cosa, ma da donna attenta a come si muove dal punto di vista sociologico, culturale, lavorativo, come si muovono le persone all'interno delle comunità. Una comunità è coesa e ricca quando vengono date le stesse opportunità a tutti, sì. ok? A tutti. Sì. Io volevo toccare un altro tema, però toccarlo giusto per collegarmi al tuo discorso. La violenza sulle donne. L'indipendenza economica dà anche la possibilità di andarsene nel momento in cui c'è la difficoltà di convivenza con una persona violenta, con persone che poi alla fine non ti permettono di vivere una vita serena, che è quella che vorremmo tutti. E poi dico, scusami, interrompo, c'è le solite associazioni di qua, chiama, telefono rosso, ma magari tanta gente chiama e sono lì ferme. E poi succede quello che succede. Allora, sul tema della violenza apro un flash rispondendo alla tua domanda, così non allarghiamo il tema e rimaniamo su questa questione qua. Beh, chiaramente certo che così, cioè nel senso che se tu vai a leggere le motivazioni per cui molte donne, la Regione Lombardia ha un bello osservatorio, si chiama Ora, e ha un osservatorio in cui praticamente mettono in evidenza tutte le chiamate e tutte le, come dire, le donne, le motivazioni, certamente in maniera totalmente con la privacy, cioè non ci sono i nomi e cognomi, ci sono gli accessi ai numeri verdi, gli accessi ai servizi, gli accessi ai centri antiviolenza ed emerge in maniera chiarissima che più del 30% delle donne che purtroppo accedono ai nostri, io dico nostri perché anche nel mio territorio c'è una molto, molto importante, le nostre reti, più del 30% delle donne non lavorano. Più del 30% delle donne hanno in casa una situazione di dipendenza economica totale dal maschio, che, ecco, tenendo presente che come sappiamo tutti, perché oggi se ne parla, se Dio vuole, tantissimo, la maggior parte delle donne che subiscono violenza la subiscono da persone con le quali hanno avuto
una relazione o hanno avuto dei contatti, cioè non stiamo parlando di sconosciuti. Esistono poi anche gli stupri, questo è un Certo. altro film, ma la maggior parte delle violenze domestiche reiterate nel tempo, tra l'altro perché tutte le violenze vengono reiterate nel tempo, vengono subite da tante donne in casa o da persone con le quali hanno avuto una relazione. Dopodiché, se stanno in casa, e quasi sempre avviene questo, quando non hanno la forza economica. Quindi evidentemente l'autonomia economica e comunque il lavoro femminile certamente fa da barriera anche a fenomeni drammatici come quello della violenza domestica. Per rispondere a te Marco, allora diciamo che negli ultimi 10 anni, diciamo negli ultimi 15 anni, le donne che subiscono violenza hanno la possibilità davvero di venirne fuori, perché io sono in Lombardia, noi siamo in Lombardia, amiamo la nostra regione e soprattutto apprezziamo tantissimo il grande percorso che la regione Lombardia ha fatto e soprattutto i grandi investimenti economici che la regione Lombardia ha fatto per arginare e per prevenire e per supportare le donne che hanno subito una violenza. Guardate, in Lombardia c'è tutto, io lo dico in maniera molto chiara. Certo. Io lo dico in maniera molto chiara e la prima legge lombarda del 2012, poi la legge è stata riempita non solo di contenuti, banalmente toccando anche il tema del lavoro, dell'inclusione lavorativa, dell'inclusione alla casa, e di pochi giorni fa il grosso investimento che la regione ha fatto con degli appartamenti per l'autonomia, per gli appartamenti, cioè, adesso parliamoci chiaro, e soprattutto la legge, perché attenzione, un conto è fare la legge e non mettere lì un euro, un conto è fare una legge e sostenerla con, come dire, con Lombardia ne ha messi tanti ma di la soldi, La Lombardia ha messo soldi non soltanto, come tante altre regioni, ci Certo, mancherebbe, ci ma io sono mancherebbe. lombarda, sono orgogliosa della mia Ne stiamo Lombardia, parlando. ovviamente. Quindi poi la Lombardia è stata una delle prime a legiferare sul tema del contrasto alla violenza di genere, ok? La prima, forse la seconda, però l'ha fatto immediatamente. E poi la Lombardia, non dobbiamo dimenticarci che ogni anno mette sul piatto decine di milioni di euro per la conciliazione vita-lavoro. Cioè Certo. Lombardia diciamo che ha, come dire, una intelaiatura e una struttura, un sistema molto capillare, ed è proprio per questo che deve fare il passo di qualità, non tanto dal punto di vista economico, perché obiettivamente, io lo dico con chiarezza, non è che se tu metti dei soldi risolvi i problemi. Attenzione, perché il tema della violenza e il tema del lavoro femminile rimane ancora un tema profondamente legato al nostro approccio culturale. Infatti, se vai a vedere anche i dati del lavoro femminile e confronti il nord e il sud, al sud c'è una percentuale molto più bassa di lavoro femminile, che non è sempre legata al fatto che non c'è lavoro, è legata ancora a una questione culturale. Quindi dobbiamo veramente andare avanti con la sensibilizzazione, con la formazione e non farne una questione di diritti e di bandiera, ma farne una questione di bene per la comunità, perché laddove le pari opportunità, le donne lavorano e stanno bene tutti. Questo va detto in maniera chiara, stanno meglio tutti. Certo, se tutto funziona, noi siamo a posto, nel senso che anche la donna ha il suo spazio, ha il suo spazio, la famiglia, c'è la famiglia, i figli, i bambini, i figli, cioè, e poi anche la parte maschio, scusate, deve collaborare con la donna. Cioè, sì, però i dati anche in questo caso sono buonini, non buonissimi, ma buonini. Certamente le giovani generazioni sono molto più, come dire, partecipative rispetto all'attività, anche il lavoro di cura, no? Il lavoro di cura, diciamo che fino a qualche anno fa per il 73% era tutto ancora sulle spalle delle donne. Oggi vedi tanti giovani che effettivamente condividono il lavoro di cura, ma questo non perché i maschi sono diventati meno maschi. I maschi fanno forse più il papà, fanno forse più, cioè partecipano molto di più, ma è positivo. Questa è perché la famiglia, cioè, voglio dire, ognuno è libero di fare quello che vuole, di vivere la propria vita privata come crede, perché questo vale per le mamme single, vale per i papà single, vale per, cioè, tutti, cioè il condividere la fatica
della gestione familiare oggi, secondo me, è una cosa che dobbiamo assolutamente perseguire, perché il mondo non sta vivendo una fase molto, come dire, edificante. Poi io Quindi io credo che l'unità familiare e l'unità delle comunità, al netto, ribadisco, delle scelte private di ognuno, che io non sono contraria a qualsiasi tipo di discriminazione, lo ribadisco in modo molto chiaro, quindi ognuno gestisce la propria vita privata come meglio crede, però sta dentro una comunità. Quindi noi dobbiamo ricercare il benessere nelle nostre comunità. In questo momento è molto complicato, me la rendo conto, quindi bisogna ottimizzare quello che c'è in campo. Carolina, io ti dico una cosa, adesso non voglio passare da una persona un po' così diversa, però mia mamma, mio papà m'hanno insegnato a fare il mestiere in casa, Esattamente, m'hanno anche mia madre, mio insegnato padre e i miei fratelli. m'hanno insegnato a far da mangiare, m'hanno insegnato a Guarda, dare una mano, cioè poi anche il militare t'ha insegnato tante cose, cioè guarda, io ho avuto la fortuna di mandare mio figlio all'asilo nido ormai qualche annetto fa, e già insegnavano il gioco dei ruoli, e quindi, la felicità di vedere comunque delle nuove generazioni, sia maschili che femminili, che si danno da fare, si aiutano comunque, è una cosa assolutamente sì, positiva. perché torno a ripetere, sono sposato, non è quello il problema, ma se non mi fossi sposato la casa doveva andare avanti, non è che Certo. mangio bistecca tutti i giorni. Guarda, c'è il solito segno che ci fa la Natalie, cioè dove dice chiudete. Beh, intanto Carolina la porteremo, Ma insisteremo certamente, cioè perché comunque io voglio dire, al di fuori di tutto quello che può sembrare, che è una donna da cui prendere ispirazione Ho assolutamente. studiato tanto. ma diciamo Hai che sono Ho tutte studiato tanto in studio. adesso devo chiudere, però sono tutte cose che adesso la nostra trasmissione abbiamo parlato, però fanno riflettere. Ecco perché Carolina mi piacerebbe averla come qua dici te su altre cose, ma per Beh, è riflessioni. l'obiettivo della trasmissione, far Certo, vedere e dar voce alle persone che non appaiono quotidianamente in televisione, ma che hanno tanto, tanto da dare, e il nostro movimento fortunatamente è ricco di queste certo. persone. Vi ringrazio di cuore. Un Carolina, saluto a tutti. grazie a voi. A grazie a presto. te Stefania, a Natalia che sta facendo la regista e ci continua a dire tagliate, però giustamente anche lei il Grazie suo a te. lavoro. Grazie a tutti i nostri Grazie. radioascoltatori e ci vediamo Alla mercoledì prossima. prossimo. Grazie mille. Ciao. Ciao. Avete ascoltato Lega e dintorni.